Fateli passare, che stanno a pisciare. Ciao. Capita. Quando è pieno le bucciucco. E muore. Se questo me l'ho già comprato su questo studio. Non me la ricordo più, se vuoi venire a raccontarla, dai, vieni. Allora, c'era una volta un signore che assieme al figlio dovevano andare a trovare la nonna di questo bambino e siccome la nonna abitava molto distante, per andarvi prendono un taxi e durante il viaggio, mentre il tassista guidava, tra padre e figlio discutevano. Oh babbo, cos'è quella luce che si vede là in fondo? Quella luce è la festa di Santa Greca di Decimo. E che cosa fanno nella festa di Santa Greca di Decimo? Cosa fanno? La festa. E ma cosa c'è nella festa? C'è l'autoscontro, c'è la giostra che fa sempre tu. E poi ci sono le bancarelle, poi c'è il Luna Park con la ruota panoramica, poi ci sono i torronai, i pescivendoli, i pesci mangiali, i pesci comprali. E perché non andiamo? Non andiamo perché nonna ci è aspettando. È vero, via. E quell'altra luce di là cos'è, babbo? Quello invece è il aeroporto di Esmasa. E che cos'è il aeroporto di Esmasa, babbo? È dove ci sono i perecchi. E i perecchi cos'è, babbo? Perecchi è il Rio Prani. Il Rio Prani cos'è, babbo? Gli aerei. E gli aerei che cos'è, babbo? È quel tipo bolivolo che vola, tipo elicottero, no? Ah, quello che l'aereo. Quello lì, l'aereo. E come fa l'aereo, babbo? Già mi tocca di farne di cose, io. E dai, fammi l'aereo. L'aereo è nella pista così. Pronto per volare. C'è il comandante arrabbiato perché è in ritardo. E allora dice attenzione a tutti i personaggi di bordo ai propri posti che in questo momento dobbiamo già partire che siamo bava. Allora l'aereo è pronto per partire. L'aereo è pronto per partire. Allora, sbrigatisi con le valigie che siamo già in ritardo da più di molto. Allora l'aereo è pronto per partire. Attenzione, le cinture di sicurezza si allacciano così, tricchidi tracchidi, le uscite di sicurezza sono lì e lì, così. Allora l'aereo è pronto per partire. Attenzione, il salvagente è sotto la poltrona, gonfiarlo solo fuori dai finestrini, chi non riesce a gonfiarlo c'ha un culo così. Allora l'aereo è pronto per partire in alto. L'aereo si sta sollevando in questo momento. Attenzione comandante che vi parla, siamo dopo le nuvole, prima non c'erano, adesso ci sono. Se come vedete sulla destra c'è la Corsica, dall'altra parte invece c'è la Corsica e sotto uguale. Allora l'aereo è in altissimo. Attenzione, chi vuole Coca-Cola a ruotare fuori. Allora l'aereo è alto, attenzione il comandante vostro che vi parla. Come vedete siamo a 20.000 piedi, se sentite puzza è per quello. Allora l'aereo è in alto volando, deve cominciare a scendere. Allora sta scendendo, attenzione il comandante che vi parla, prepararsi con i documenti stretti ai denti che l'anno scorso è caduto l'aereo, non abbiamo riconosciuto nessuno. Allora l'aereo è scendendo davanti alla pista. Attenzione, spostarsi dalla pista perché l'altro giorno con l'ala abbiamo accorciato le basette a 1. Allora l'aereo scende, sceso. Che bravo che sei, babbo, non risbiggi. Ma cos'è? Spuriamo. Babbo gira, quarto per il sesto, Carbonia, gira.
Sembra che hai studiato. E senti, quel fuoco, perché l'hanno acceso di là? Quel fuoco è un copertone di camion che lo hanno incendiato perché c'è una donna che abita lì, poverina, il marito non le ha fatto il caminetto in casa e lei soffrisce il freddo, poverina, e allora non sa come riscaldarsi, si è acceso il copertone e gli ha detto al marito: se tu non mi fai il caminetto in casa, mi accendo i copertoni, non ti faccio minestrone. Allora quell'uomo è cattivo, vero, babbo? Cattivissimo. Bambini, Però, babbo, quell'uomo allora è molto cattivo. è cattivissimo. E perché quella donna c'ha la gonna corta, babbo? C'ha la gonna corta perché il marito non gliel'ha comprata lunga, è cattivo e si riscalda perché ha la gonna corta. Però, babbo, vicino a quella donna ci sono molti uomini. Però, è vero. E ci sono uomini maleducati e lei gli dice: Andatesene via, che il fuoco è mio, me lo gestisco io. interviene il tassista. Signore, guardi che è importante che il bambino sappia che quella è una prostituta. Il bambino sta crescendo. Ascolta, lei qui faccia sotto davvero. Per favore, va. Qui, faccia solo. No, ma è importante, il bambino cresce, oggi i tempi stanno cambiando. Oh, la smette o me ne scendo a piedi? Ma guarda un pochettino, chi paga sono io, faccio quello che voglio, io faccio il babbo e lei fa il tassista, d'accordo? Ma guarda l'ignoranza e la maleducanza di questo qui. Ma ti sembra, bambino, figlio mio? È vero, lei guidi e boh. Cos'è, babbo, la prostituta? La mamma del tassista.